Siciliano di Cusciano, mi spicchio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto me la pio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Cusciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e cominciare da capo. Ciao ragazzi, questa sera siamo qui allo Zelig, non so se ci fanno entrare perché non è una cosa semplice, però cercheremo di entrare, corromperemo qualcuno. Siamo nel Tempio della Comicità, siamo in Viale Monza 140 a Milano, siamo allo Zelig, uno dei più grandi programmi di risate comici di tutti i tempi. Da qui sono passati tutti comici. Amici, questa è la storia dello Zelig, il papà dello Zelig, il dottor Bozzo che gli ho rotto le palle. Non sono dottore. Il dottor Zelig, come lo devo chiamare? Non è veterinario lei? No, non sono veterinario. Però sto con gli animali, vedi? Io ce l'ho veramente la pelle d'oca, ho il tempio della comicità, ho il papà della comicità. Veramente. Siamo tutti parenti. Siamo tutti parenti, sì. Amici allo Zelig, uno dei più grandi comici italiani. Di più. Di più. Dottor Ornano. E di nome? Come mai E di nome? Antonio? Bravo, Antonio, bravissimo. Ma che voce possente. Esatto. Ma come mai lei è ancora siciliano? A lavorare ragazzi. Questo è il palco della storia della comicità italiana, il palco di Zelig. Io sono onoratissimo veramente questa sera, grazie al direttore artistico, il signor Bozzo, di essere qui. Veramente ho la pelle che si accappotta. Grazie a tutti, questa era la seconda missione che volevo fare qui a Milano e veramente ci siamo riusciti. Siciliano di Cusciano, mi spicchio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto me la pio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Cusciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e cominciare da capo.